Euroregione News. Piero Pelù, Pupi Avati, Antonio Cabrini e altri a Lignano il 25 settembre. Loris Commisso con l'assessore alla cultura del comune di Lignano, Ada Iuri, hanno voluto organizzare un'occasione unica per confrontarsi con personaggi famosi in Festival per un giorno. Lignano Sabbiadoro, 25 settembre, Cinema City. Festival per un giorno, come la conoscenza può combattere la paura, nel senso che se conosciamo il nostro nemico, forse ci difendiamo meglio. 5 parole chiave attorno a cui si svolgerà la discussione, il dibattito, con 5 relatori straordinari che discuteranno di Lignano, che ci proporranno idee, suggerimenti, ma soprattutto che prenderanno in considerazione Lignano come la città del futuro. Un futuro che deve essere assolutamente splendido e pieno di sole. Le parole chiave sono impresa, comunicazione, ambiente, sport, cinema, per rendere una città sempre più fruibile, sempre più centro del turismo regionale. Organizzato sotto la speciale guida di Loris Commisso, eccellenza friulana della nostra Bassa Friulana, questo convegno è aperto a tutti. È aperto al Cinema City, che è lo scrigno, la culla della cultura lignanese, della comunità lignanese, dove Lignano si riunisce quando non ci sono i turisti, quando non c'è il sole, quando non sai cosa fare, vuoi trovare dei vecchi amici. Un convegno, un festival, un giorno di festa, un giorno di pensieri e di idee per discutere della Lignano del futuro. Loris Commisso è qui con me. Bene, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità al Comune di Lignano, all'assessore Ada Iuri, per uno scrigno che ci ospiterà come il cinema, il Cine City di Lignano. Non potevamo che portare delle persone preziose per la loro esperienza, preziose per la loro storia, preziose per quello che hanno saputo creare e scrivere pagine di storia. E allora a me l'arduo compito, se vogliamo, di portare queste persone a Lignano, in Friuli, nella Bassa Friulana, sempre fedeli e coerenti a quello che è il messaggio che vogliamo intraprendere, perché in Friuli abbiamo delle eccellenze, Lignano è una di queste. In Friuli abbiamo dei luoghi forse anche a volte non conosciuti, ma che meritano di essere frequentati e studiati in profondità. Queste persone rappresentano per ognuna di loro le parole chiave che l'assessore Ada Iuri ha voluto specificare nel precedente intervento, e saranno Pupi Avati per il cinema, grande regista, un pezzo di storia italiana che ormai alla sua giovane età di 82 anni verrà qua a Lignano fermando le registrazioni del film che sta attualmente dirigendo. Ci sarà Piero Pelù, che quest'anno festeggia 40 anni di carriera nella musica. Ci sarà Antonio Cabrini, campione del mondo della mitica nazionale italiana allenata da Enzo Bearzot nel 1982. E poi per il mondo della comunicazione ci saranno i giornalisti, Davide Giacalone, Andrea Pamparana, che frequentano molto RTL 102.5, così come le pagine e l'emittente come Mediaset o la 7 in televisione. E poi per partiremo dalle imprese con il vicepresidente di Confindustria. Avremo a titolo simbolico 2 esponenti delle imprese di Brescia e Bergamo, e poi avremo Mauro Lovisa, che è anche presidente del Pordenone Calcio, della bellissima realtà che in questi anni si è fatta spazio in Friuli Venezia Giulia, quasi sfiorando quest'anno la Serie A con il Pordenone, appunto. Ecco, anche il mio è un invito a tutta la popolazione ad essere presenti. Il comune è intervenuto, sono intervenuti anche degli sponsor che ci hanno permesso di poter rendere disponibile a chiunque questo evento. Quindi non mancate, i posti sono limitati per le regole Covid e di conseguenza chi
chi primo arriva meglio alloggia, ma è importante che ci siamo tutti per far sentire la presenza e per valorizzare il nostro territorio. Festival per un giorno, la conoscenza oltre paura, è venerdì 25 settembre, iniziamo ore 13.30, dalle 12.30 è possibile l'ingresso dei partecipanti per permettere un afflusso contingentato. Grazie e buona giornata a tutti. Da Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.